Fiere di San Luca, sorvegliate speciali, scattati i controlli della polizia locale già da questo primo fine settimana, lotta all'alcol e alla guida spericolata, sanzionati un 60enne contromano in monopattino e una 18enne neopatentata. Blitz antidroga della squadra mobile di Treviso, in via Pisa arrestato un nigeriano, proseguono intanto le indagini sulla spaccata alla farmacia di San Liberale. Un'alleanza tra Comune Riserva Alpine e Consorzio Friula per combattere gli ecovandali con droni e fototrappole tra Piave e Monfenera. Arrivano le ronde ecologiche. Ancora furti nella Marca, ladri in azione tra Zero Branco e Oderzo, ondate periodiche che preoccupano residenti e amministratori. Centrodestra, l'ufficializzazione del candidato presidente resta un enigma. Dobbiamo decidere se essere giusti o generosi, dice a San Polo di Piave il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Carlo. Intanto da Forza Italia Flavio Tosi conferma che sarà capolista ovunque. A Castelfranco presentato ufficialmente il tandem azzurro Fabio Chiesa e Cristina Andretta. Torna a Castelfranco Veneto la seconda edizione del concorso di bellezza che celebra con emozione le nonne e così Bruna diventa Miss Nonna. È passato un anno dalla scomparsa di Sammy Basso, il suo ricordo è ancora vivo in tante persone. La morte il 5 ottobre 2024 durante una festa. Visitabile da oggi fino al 15 ottobre la mostra dedicata alla vita del beato Papa Giovanni Paolo I. Nel chiostro del seminario gregoriano di Belluno il percorso alla scoperta dell'uomo. Le praterie della Fulciade sopra Passo San Pellegrino si sono trasformate in una grande sala concerti all'aperto per il gran finale dell'edizione del trentennale di Suoni delle Dolomiti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali i temi della sicurezza che ci portano alle fiere di San Luca, dove è in corso proprio in queste ore una stretta anti-alcol e contro la guida spericolata. Ci sono già i primi risultati, ma ci racconta tutto Daniela Sizia. Polizia locale in forza queste sere per garantire la sicurezza dei cittadini, dalle fiere di San Luca alle strade, posti di blocco e controlli. Nelle ultime ore in città numerose pattuglie, si sono registrati 3 incidenti tutti con feriti, coinvolto anche un 60enne alla guida di un monopattino che viaggiava contromano senza casco. Ora indagini degli agenti per verificare fra l'altro se fosse stato o meno potenziato vista la velocità tenuta dall'uomo. Fino a tarda notte si sono effettuati anche numerosi controlli su strada nei punti strategici della città, finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. E le sorprese non sono mancate. In poco tempo sono state ritirate 3 patenti, tutti automobilisti che avevano un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla legge. Fra questi anche una giovanissima neopatentata. Questo è un fenomeno che non conosce età e quindi anche i più giovani evidentemente vengono trovati in alcune occasioni alla guida sotto l'effetto di appunto bevande alcoliche. Ecco, è un appello quello che noi facciamo anche ai giovani, ci rivolgiamo in particolare anche a loro, che nel particolare saranno i primi anche a subire le conseguenze, nel senso che essendo neopatentati poi la loro patente esaurirà immediatamente il punteggio, mi riferisco ai punti della patente di guida, e dopodiché dovranno effettivamente pure dover rifare un esame. Giorni caldi per le forze dell'ordine che dovranno anche monitorare costantemente le fiere di San Luca per evitare che gruppetti di ragazzini possano scatenare risse per futili motivi. In zona ci saranno presidi di agenti di polizia che effettueranno controlli e sorveglieranno l'area, così da poter garantire la massima sicurezza a famiglie con bambini ma anche a giovani che vanno alle fiere per divertirsi e stare insieme. È sicuramente una festa importante per la città di Treviso, deve essere quindi vissuta in assoluta serenità e noi ci occuperemo sia dell'attività diciamo esterna vicino appunto alle fiere, quindi con attività ordinaria di viabilità, ma anche all'interno, come ha detto lei, i servizi dedicati proprio alla sicurezza all'interno e alla vigilanza all'interno delle fiere. L'appello della polizia è quello di segnalare qualora si notassero atteggiamenti aggressivi. Saremo lì presenti, saremo in grado di gestire le situazioni che eventualmente ci verranno segnalate o che noi stessi dovessimo individuare.
Rimaniamo a Treviso, ma ci spostiamo in via Pisa per un blitz antidroga davanti al grattacielo. È stato arrestato un nigeriano. Intanto proseguono le indagini sulla spaccata alla farmacia di San Liberale. Spaccio di cocaina in via Pisa. La polizia ha arrestato un nigeriano di 33 anni sorpreso mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un trentenne italiano. L'operazione della squadra mobile è il risultato di servizi antidroga disposti dalla questura. Gli agenti appostati nei pressi del grattacielo in via Pisa hanno assistito alla cessione della droga. La successiva perquisizione nell'abitazione del nigeriano ha portato al sequestro di 131 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi ed un bilancino di precisione. Il 33enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Plaude al lavoro della polizia il sindaco di Treviso, Mario Conte. Questa ennesima operazione antidroga, nel caso specifico di via Pisa, testimonia proprio il grande impegno che l'amministrazione insieme alle forze dell'ordine stanno portando avanti sul tema della dipendenza delle sostanze stupefacenti e anche della sicurezza, perché è un quadrante quello che è stato oggetto anche di riqualificazione. La riqualificazione sociale passa attraverso anche l'arresto e speriamo l'espulsione di queste persone che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità. Sicurezza a Treviso, tema di stretta attualità anche dopo la spaccata dell'altra notte alla farmacia di San Liberale, reato che ha scosso il quartiere per modalità e luogo. Stiamo monitorando le videocamere di sorveglianza che per fortuna nel quartiere in città ci sono e anche in quantità abbondante, quindi siamo convinti di arrivare presto ai responsabili di questa situazione. Fatemi portare la solidarietà ovviamente ai farmacisti e al quartiere San Liberale, che è un quartiere che sta vedendo davvero tantissimi interventi di riqualificazioni e dispiace quando succedono questi episodi. Così nel capoluogo, ma c'è poi la sicurezza nei territori. Nella pedemontana tra Piave e Monfenera arrivano le ronde ecologiche. L'altra zona là l'abbiamo già fatta, no? Sì. Quindi adesso bisognerà organizzarci con i ragazzi per andare fare tutta la parte, la fascia, quella sotto là, insomma. No? Poi sai che c'è anche tutto di là da fare. Sì. Una vera e propria task force pronta a entrare in azione. È stato siglato il nuovo protocollo d'intesa tra il comune di Pederobba e la riserva alpina locale con il sostegno tecnico del consorzio Priula per dare vita al corpo delle guardie ecologiche volontarie, un'iniziativa innovativa che mette in rete istituzioni, volontari e tecnologia per tutelare ambiente e decoro urbano. Un protocollo importante che consentirà ai volontari della riserva alpina di ricevere una formazione in materia ambientale e di vigilanza da parte del consorzio e poi di operare con squadre direttamente sul territorio per il contrasto all'odioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Un ringraziamento particolare ai volontari della riserva alpina e al suo presidente, che dimostrano ancora una volta come i cacciatori siano i protagonisti delle iniziative a tutela dell'ambiente. I volontari saranno preparati da esperti per acquisire competenze sia ambientali che di polizia urbana. È un progetto che unisce competenza, partecipazione e amore per l'ambiente, ha dichiarato Franco Bonesso, presidente del consorzio Priula. La collaborazione col comune di Pederobba, come con tutti gli altri comuni, è orientata a diffondere le migliori pratiche per contrastare l'abbandono dei rifiuti, come l'assemblea dei sindaci ci dice ogni volta. Questa sorta di ronde ambientali saranno attive sul territorio con il compito di monitorare, prevenire e segnalare situazioni di degrado ambientale, abbandono illecito di rifiuti, a supportare l'operato del nuovo corpo anche l'impiego di fototrappole e droni, strumenti tecnologici strategici per individuare e scoraggiare gli ecovandali che colpiscono soprattutto le aree meno sorvegliate del Monfenera, dei boschi di Onigo e delle rive del Piave. Borse di plastica, indumenti, troviamo un po' di laterizi. Sì, anche laterizi, gomme di camion e poi invece nel Monfenera principalmente troviamo rifiuti particolari nelle valli, cioè vanno proprio a buttarli nelle valli perché sanno che lì non ci arriva nessuno, solo che noi lì ci arriviamo. Pederobba quindi si candida grazie alle guardie ecologiche volontarie, modello di cooperazione civica dove amministrazione e cittadini si uniscono per rendere il territorio più pulito, sicuro e vivibile. A livello operativo potremmo essere attivi dalla fine di quest'anno.
Ritorniamo anche a parlare di furti, la Marca senza pace, ve lo stiamo raccontando ormai da settimane, c'è una recrudescenza, colpite in particolare le zone di Zerobranco e Oderzo. Ladri nella notte in via San Vitale a Zerobranco tentano di entrare in un'abitazione, forzano le serrature ma poi desistono, lasciandosi alle spalle danni e paura. L'ennesimo colpo in zona. Nelle scorse settimane i malviventi avevano messo a segno furti e passato a setaccio altre vie del comune. Ondate di raid ormai cicliche da un comune ad un altro, ladri che fanno irruzione nelle case senza scrupoli, sempre più alta l'esasperazione dei cittadini. L'allerta sempre più corre sui social, un modo per cercare di avvisare i cittadini di prestare massima attenzione. Intanto a Zerobranco sono state posizionate dal comune molte telecamere di videosorveglianza. Noi abbiamo una serie di gruppi di telecamere posizionate in molte frazioni qui di Zerobranco, in molte vie, e adesso dovremo, tra poco c'è il gruppo di Scandolara che si sta riunendo per aderire al progetto Adotta una telecamera, che ormai ha qualche anno e che prevede il fatto che i cittadini possano acquistare le telecamere e donarle al comune, il quale comune le installa e procede a immetterle nel circuito software, e quindi poter avere un controllo in più. Fondamentale, spiega la vice sindaca, è fare rete fra comune, cittadini e forze dell'ordine in modo da poter permettere ai carabinieri di svolgere le indagini. Avevamo fatto da poco anche un decalogo di sicurezza per l'estate è appena terminata, ma credo che questo decalogo che abbiamo distribuito a tutti è necessario per tutto l'anno, non solo per l'estate. Avevamo pensato all'estate perché è il periodo in cui magari le persone sono via, sono in ferie, però insomma cerchiamo di fare rete con i carabinieri, con l'amministrazione, con i cittadini, con il controllo di vicinato, che è un partner importantissimo nella sicurezza e per cui noi invitiamo a denunciare. La Marca intera nella morsa dei ladri, da Zerobranco a Oderzo, dove i malviventi hanno colpito in via Falcone e Borsellino, rubati gioielli e soldi in una casa. Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per fare irruzione. Dalla cronaca all'attualità, con la vera e propria corsa contro il tempo dei comuni della Marca, parliamo dell'attuazione del PNRR. In ballo ci sono 160 milioni di euro di investimenti tra scuole, asili nido e interventi di rigenerazione urbana. Ce la faremo entro il giugno 2026, la rassicurazione che arriva dal segretario generale della provincia, Carlo Rapicavoli. Possiamo parlare di un vero e proprio rush finale? Certo, e considerate che parliamo di cifre molto importanti, superano i 160 milioni di euro per gli enti della provincia di Treviso, quindi un investimento mai visto prima, molto importante, che si porterà a compimento. Sono mesi frenetici per le amministrazioni della Marca, impegnate a mettere a terra, questa del resto l'espressione più inflazionata, i progetti del PNRR, edilizia scolastica in primis, ma anche iniziative di rigenerazione urbana, vedi le mura di Treviso, non solo. Anche sul piano degli asili nido, che forse è quello maggiormente in difficoltà, soprattutto in prospettiva della gestione degli asili, sia per i costi di gestione sia per la denatalità che purtroppo porta meno bambini, meno iscritti. Le criticità finora emerse sono per lo più burocratiche, riguardano le procedure informatiche, quelle di rendicontazione, i cosiddetti SAL, lo stato di avanzamento lavori. In campo, sottolinea Carlo Rapicavoli, segretario generale in provincia e direttore di ANCI Veneto, c'è un'autentica task force. Come provincia abbiamo aiutato i comuni attraverso la stazione appaltante. Tutti gli appalti, o quasi tutti, sono passati dalla provincia di Treviso come stazione appaltante e affidamento dei lavori. Come ANCI si sta cercando di assistere i comuni che sono maggiormente in difficoltà, soprattutto i più piccoli, dando supporto alle ragionerie o agli uffici tecnici. Si procede dunque, nella maggior parte dei casi il cronoprogramma sarà rispettato. Il 30 giugno 2026 il termine ultimo per ultimare i lavori e poi collaudarli entro settembre. Contiamo di farcela, tutti i comuni e la provincia.
Finito l'effetto balsamico, chiamiamolo così, del PNRR, resta da capire dove si potranno trovare le risorse per gli investimenti in tempi che restano di vacche magre per la finanza pubblica. È lo stesso piano a prevedere la riforma del federalismo fiscale. C'è già uno schema di decreto che prevede, per esempio per le province, la sostituzione di uno dei tributi, quello sull'RC auto, con partecipazione all'IRPEF. Questo rende maggiormente dinamica la possibilità della gestione delle entrate e quindi finalmente forse si fa un primo passo, seppure molto limitato, nell'autonomia finanziaria che poi peraltro è prevista dalla Costituzione. E il PNRR è stato fondamentale per realizzare e inaugurare oggi il nuovo asilo comunale di San Polo di Piave. Taglio del nastro per il nuovo asilo nido comunale di San Polo di Piave, realizzato all'interno della zona scolastica di via Papa Luciani, una struttura moderna e all'avanguardia molto attesa dalla comunità. Ci dà la possibilità di dare alle future famiglie un servizio di qualità, un servizio anche atteso e che noi riteniamo possa essere utile per il contrasto del calo demografico. Il nuovo asilo è il primo edificio di quella che sarà la cittadella scolastica di San Polo, assieme alla scuola primaria, oggetto di un intervento di ristrutturazione che si concluderà a fine anno per un investimento di quasi 4 milioni di euro dai fondi PNRR. Avremo due strutture a impatto zero dal punto di vista energetico, due strutture che si alimenteranno con il fotovoltaico, quindi saranno indipendenti dal punto di vista energetico e con consumi molto bassi. Ecco, giustamente quando si vanno a fare questo tipo di investimenti si cerca di cercare la tecnologia migliore e in queste due strutture possiamo dire di avere a disposizione davvero delle soluzioni tecniche all'avanguardia. Il nuovo asilo nido potrà accogliere fino a 70 bimbi, un investimento per il futuro della comunità. Tra l'altro proprio nel 2024 noi abbiamo avuto una piacevole sorpresa perché il nostro comune ha incrementato le nascite di circa un 15%, quindi speriamo che anche una struttura come questa possa essere di buon auspicio e per la continuità di questo dato. All'inaugurazione era presente anche la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti, che ha sottolineato l'impegno del Ministero al fianco dei comuni, soprattutto quelli piccoli, nel portare a termine i progetti del PNRR. Perché pensiamo che l'interlocuzione con i sindaci, che molte volte sono in difficoltà per l'applicazione delle normative, per la tenuta dei tempi e per la conclusione dei lavori, sia importante. Siamo contenti che oggi si apra una scuola dell'infanzia, un nido scuola dell'infanzia. E credo che la bellezza di questa scuola, io ho fatto un giro dentro, si veda proprio dalla qualità dei materiali, tutta in legno, adeguata per quell'età. E quindi credo che la sicurezza dei nostri bambini e delle nostre bambine sia una priorità, quindi ben venga oggi questa scuola che è stata costruita con i soldi del comune, con quelli del PNRR, 2 milioni di euro che sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'onore di rappresentare. E oggi a San Polo di Piave in verità c'era buona parte dell'establishment del centrodestra in Veneto anche per la festa di fine vendemmia. Resta un vero e proprio enigma a questo punto l'ufficializzazione del candidato presidente e dobbiamo registrare le dichiarazioni del numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, che ai nostri microfoni dice: dobbiamo decidere se essere giusti o generosi con i nostri alleati. Sentite. Noi abbiamo due possibilità, quella di essere giusti e quindi prendere in considerazione il volere dei veneti, che è quello che ha riconosciuto Fratelli d'Italia il 32%, le politiche il 37% l'europeo, o essere generosi e dare al nostro alleato la possibilità di fare ciò che i numeri direbbero che spetta a Fratelli d'Italia. Ma questo in un'ottica generale del buon governo del centrodestra in tutta Italia, credo che i nostri leader sapranno trovare sicuramente la formula migliore. Noi siamo pronti. Essere giusti o essere generosi, questo è il dilemma del partito della Premier, mentre scorre un nuovo fine settimana senza l'ufficialità sul candidato presidente per il centrodestra, annuncio che slitta di giorno in giorno, di ora in ora, con le dichiarazioni dei colonnelli meloniani che fanno intendere che una parola definitiva ancora non c'è. All'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Padova, lo stesso ministro Urso sembra prendere tempo dopo aver definito Fratelli d'Italia partito guida. Vedremo quale sarà il nome migliore, non solo per la campagna elettorale,
ma soprattutto per governare questa regione. E quel vedremo in questa fase fa la differenza con la Lega che sta organizzando un grande evento al Palageox, anche se un'ora e una data certa ancora non ci sono. Usa una metafora calcistica Luca De Carlo. Potrei parafrasare Boscov e dire che rigore è quando arbitro fischia, quindi le ricostruzioni di questi giorni erano ricostruzioni giornalistiche, ciascuno fa il proprio lavoro, ma in concreto c'era un lavoro del centrodestra del tavolo, perché non è facile dopo 15 anni di Zaia trovare un candidato e trovare un accordo su un candidato. Non la si sta tirando un po' troppo per le lunghe? Credo che sia la volata lunga. Intanto alla festa di fine vendemmia a San Polo di Piave, dove l'establishment del centrodestra è presente in massa, sorrisi e strette di mano si sprecano, atteso anche Alberto Stefani, impegnato però in contemporanea su altri fronti, nel Veronese, e tra le vigne a suonare la sveglia, quasi un allarme, è il capogruppo leghista in regione. Stiamo aspettando ancora il nome, la certezza, noi contiamo che sia Alberto Stefani, che venga confermato come candidato presidente della nostra regione, e è stato rimandato ancora la settimana prossima e adesso continuo a dire che è tardi, dobbiamo avere questo nome, dobbiamo correre. Se, come ormai certo ai più, alla fine l'opzione sarà Alberto Stefani, attuale segretario del Carroccio, per la Lega si aprirà la fase del commissariamento in attesa di un nuovo congresso. Qui mi aspetto ovviamente tempi più rapidi, ma non entro l'anno prossimo. Diciamo che siamo concentrati su altro al momento. Certo. Fra poco ci sarà da presentare le liste e noi, anche per rispetto nei confronti dei veneti, dobbiamo dare il candidato presidente, dobbiamo far sapere ai veneti chi sarà il candidato di centrodestra. Non possiamo più aspettare, ripeto, è una questione di rispetto nei confronti dei veneti. E alla base di questo stallo ci sarebbe una questione lombardo-veneta, così l'ha definita il leader azzurro Flavio Tosi questa mattina a Castelfranco Veneto. Tra l'altro Tosi sarà capolista, ora è ufficiale in tutte le circoscrizioni. Le candidature poi saranno 9, con me capolista, perché appunto il segretario Tajani me lo ha chiesto, come ha ricordato prima Fabio, ed è giusto che tutti ci mettiamo la faccia, che tutti corriamo, perché questa è una battaglia fondamentale. L'ufficialità arriva da Castelfranco Veneto dopo l'annuncio fatto già qualche tempo fa nel corso di Ring. Flavio Tosi sarà capolista in tutte le circoscrizioni del Veneto, Marca compresa, ma nella città del Giorgione, dove si trova per lanciare le candidature trevigiane di Fabio Chies e Cristina Andretta, il coordinatore di Forza Italia non nasconde il vero motivo che sta alla base della fase di stallo sull'ufficializzazione del candidato presidente per il centrodestra. Ho detto che c'è una questione abbastanza nota che non riguarda Forza Italia, riguarda un altro partito della coalizione, che possiamo dire che è una questione lombardo-veneta, perché ci sono 2 regioni in ballo e quindi aspettiamo che venga risolta questa questione, che ripeto non è un problema del nostro partito. Insomma, il destino del Veneto è collegato a doppio filo con la Lombardia. Se Fratelli d'Italia cede Venezia, pretende Milano. Giorgia Meloni, stando in discrezioni di palazzo, non si accontenta di mere rassicurazioni verbali. Quanto a Forza Italia, in attesa di definire le liste entro una settimana, si presentano i 2 nomi di punta nella Marca. Si parte da Castelfranco, città che sarà oggetto di elezioni amministrative il prossimo anno, per cui è anche una partenza simbolica nella quale il partito si presenta con i primi 2 candidati, che sono il segretario e vice segretario del partito, cioè io e Cristina Andretta, e penso che questo sia il significato migliore per far capire che il partito metterà in campo tutte le risorse più importanti. Alla base di tutto ci sarà l'ascolto e i grandi temi saranno sicuramente la sanità, compreso anche l'ospedale di Castelfranco, piuttosto che tutta la parte del sociale, perché ogni piccolo problema non è detto che sia piccolo solo perché magari non sia rappresentato, non le è perché non è nostro, perché la politica deve riconsiderare i problemi di ogni cittadino di quest'area e anche e soprattutto anche le infrastrutture. La mancanza di uno sfidante è una mancanza di rispetto non tanto nei miei confronti quanto nei riguardi del Veneto, ha detto il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo nelle scorse ore a Vicenza, dove è tornato anche sulle proteste di ieri, la mobilitazione pro Gaza, e sull'alleanza che ancora non c'è con Azione di Carlo Calenda.
Stiamo lavorando con le forze politiche, oltre a PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, coalizioni civiche, ci sono anche altre forze riformiste, moderate e liberali che hanno voglia di vestire l'alternanza a 30 anni di centrodestra. Campo largo con Azione? Campo largo con tenda riformista e con forze che hanno voglia di dare un futuro al Veneto. Campo largo con tenda riformista, così il candidato presidente per il centro-sinistra Giovanni Manildo definisce la sua coalizione, mentre non è ancora chiaro cosa farà Azione, la creatura di Carlo Calenda, con cui i rapporti sarebbero frequenti. Nonostante i tanti annunci, non c'è ancora un'alleanza ufficiale, ma l'avvocato trevigiano guarda anche agli avversari, ancora alle prese con il nodo candidato presidente. Penso che sia una mancanza di rispetto non tanto nei miei confronti, ma nei confronti della regione La Stoccata, e da Vicenza, dove si trova per il flash mob di Medici per l'Africa QAM, Manildo torna sul venerdì di mobilitazione per Gaza e sulle piazze venete con disagi e disservizi annessi. Sono stati disagi assolutamente contenuti in rapporto al tema fondamentale che è svegliare le nostre coscienze. L'adesione popolare spinge poi la politica a trovare soluzioni. Penso che l'indignazione popolare sia stata una sveglia fondamentale. Saluto anche con favore il fatto che finalmente siano iniziati delle trattative di pace, ci vuole una soluzione politica. Il movimento, l'indignazione popolare è stata sicuramente una sveglia. Sono pronto a parlarvi di Sammy Basso, a un anno dalla scomparsa del concorso Miss Nonna. Ritorneremo a Castelfranco Veneto, poi la cronaca dal Bellunese, che è davvero tanta questa sera, e poi il concerto che si è tenuto sulle Dolomiti. Abbiamo delle immagini suggestive. Tutto questo fra poco, c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta, è passato quasi un anno dalla scomparsa di Sammy Basso. Il suo ricordo è ancora vivo, vivissimo in tante persone. La morte il 5 ottobre dell'anno scorso, quindi domani l'anniversario. Resta l'impegno di amici e familiari, un impegno all'insegna della solidarietà. Un anno senza Sammy, un anno con Sammy, presente in un modo diverso, con la sua voglia di vita, con la sua sete di sapere, conoscere, studiare, con lo sguardo aperto al mondo, alle relazioni di amicizia e le radici nella sua famiglia che lo ha cresciuto e sostenuto. Proprio dentro un momento di festa, il 5 ottobre 2024, è arrivato il malore fatale che ha fermato a 28 anni il cuore del ricercatore vicentino, la persona più longeva al mondo tra quelle malate di progeria. Appena pochi giorni prima era stato in Cina a incontrare alcuni ragazzi affetti dalla medesima sindrome. È stato molto importante per lui aver dato a queste famiglie un messaggio molto importante. Lui, 28enne, che girava il mondo per portare a conoscenza della sua malattia, lui con 2 lauree, lui che era diventato ricercatore sulla sua malattia, e dunque per queste famiglie è stato veramente un'infusione di positività. Era Sammy che ispirava gli amici davanti alle difficoltà, lui che sapeva di avere meno tempo di tutti a disposizione su questa terra, e lo ha impiegato per cercare un rimedio alla progeria, mantenendo i contatti coi centri di ricerca, a cominciare da quello di Boston, tramite l'associazione IPROSAB da lui fondata. Stiamo facendo tantissimo, c'è tutto il direttivo di cui una buona parte sono amici di Sammy, che stanno portando avanti proprio il sogno che aveva Sammy di poter dire: nel prossimo futuro abbiamo la cura per la progeria, e non solo per la progeria, perché lui ci teneva un sacco. Nel giorno del funerale, quel testamento inatteso e densissimo letto dal vescovo è un'eredità collettiva che ancora molti ricordano. Quel che Sammy è stato, quel che Sammy è, sta ancora parlando a tante persone. E lo abbiamo proprio percepito di più, è brutto da dire, ma anche dopo, quando lui se n'è andato, perché ci sono ritornati veramente tantissimi di queste cose. Gente che per mail, per telefonate, lettere, ci hanno veramente fatto un dono meraviglioso. Ci hanno fatto capire quanto Sammy aveva dato loro e quanto ancora continua a dare.
E a proposito di gioia di vivere, vi presentiamo adesso Miss Nonna 2025, ritorniamo a Castelfranco. Non è una semplice sfilata, ma un inno alla vita, alla femminilità senza età e al valore dell'esperienza. Dopo il successo dello scorso anno, il Centro Servizi Domenico Sartor ha ospitato la seconda edizione di Miss Nonna Italiana, una vita vissuta con amore, speciale appuntamento del primo concorso nazionale dedicato alle nonne di ogni età. Con grande successo da parte dei nostri ospiti, delle nostre nonne, di tutto il personale, a cui abbiamo aggiunto sfilata di moda che ha soddisfatto tutti, compreso il nostro pubblico. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelfranco Veneto, ha coinvolto le ospiti del Sartor e di altre case di riposo del territorio, tra cui Treviso, Vedelago, Feltre e Tre Baseleghe, in una giornata all'insegna della leggerezza, del benessere e della socialità. A rendere ancora più speciale l'evento, la partecipazione di infermieri e operatrici del centro che hanno sfilato accanto alle ospiti. Le nostre ospiti hanno potuto vivere un sogno che ha illuminato questo meraviglioso pomeriggio all'insegna dell'amore e della felicità. La fascia Miss Nonna 2025 è stata vinta dall'86enne Bruna Pietrobonna di Castelfranco. Il suo primo pensiero va ai suoi 2 figli. Alla sera, prima di coricarmi, mi chiamano per vedere se sono a letto. Sul red carpet non solo sorrisi e abiti eleganti, ma anche prove di abilità. La giuria ha premiato non solo l'eleganza, ma anche la simpatia, il carisma e la storia personale di ogni nonna in passerella. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano la serata di mobilitazione che si è vissuta ieri sera sul Nevegal, nel piazzale intorno alle 20 per un incendio che è divampato interessando la copertura di un edificio prospiciente la piazza. Le squadre dei vigili del fuoco del capoluogo sono intervenute con autopompa, autobotte e autoscala, riuscendo a circoscrivere in breve tempo le fiamme attorno alla canna fumaria. L'operazione si è conclusa attorno alle 23. Solo poche ore prima i pompieri erano intervenuti a Misurina lungo la regionale 49 per il soccorso, lo vedete, dei conducenti di 2 autovetture rimaste vittima di un incidente. I vigili del fuoco hanno liberato uno dei 2 autisti in quanto rimasto bloccato tra le lamiere dell'auto ribaltata affinché potesse essere preso in carico dai sanitari del SUEM 118, per fortuna senza che riportasse gravi conseguenze dovute all'impatto. L'attualità ha firmata la convenzione per l'investimento di 1 milione di euro nel comune di San Gregorio nelle Alpi. Il finanziamento coprirà 3 aree progettuali per riqualificare il territorio del comune alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ma ci racconta tutto nel dettaglio Stefano Bozzi. 1 milione di euro, 3 progetti strategici per rilanciare il territorio. L'area del comune di San Gregorio nelle Alpi è al centro della nuova convenzione firmata da Unione Montana Feltrina e Fondo Comuni Confinanti, che destinerà la somma per riqualificare il centro della frazione di Paderno, potenziare l'iconico rifugio Casere Aeree e realizzare nuovi punti di sosta e belvedere turistici. Le finalità sono quelle di cercare di intervenire su territori lontani dai centri e vicini alla montagna per aiutare sia il rimanere dei cittadini nei propri luoghi, nei propri abitati, sia anche quello di attirare turisti e di aiutare, diciamo, la conoscenza di questi territori che sono estremamente belli e vicini al Parco delle Dolomiti Bellunesi. A Paderno saranno modificati alcuni tratti pericolosi della viabilità da riqualificare attraverso spazi pubblici e pedonali, un'operazione anche manutentiva per valorizzare la frazione ai piedi del Parco Nazionale. Parallelamente ai 1300 metri di quota di Casere Aeree, il cantiere servirà all'ampliamento e adeguamento degli edifici con ristrutturazione degli interni, creazione di nuovi spazi all'aperto, tra cui un'ampia terrazza, ma anche efficientamento energetico e installazione di ricariche per le biciclette elettriche. Nuovi spazi panoramici con aree attrezzate concluderanno il pacchetto di interventi nella zona del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Per dare una serie di servizi che sono molto utilizzati e molto richiesti, e quindi un adeguamento di queste strutture serve e produce anche ricchezza alla fine, perché attirando visitatori si fa anche economia.
Così Dario Bond. Parliamo adesso di Olimpiadi. Dopo quasi 2 anni di tentativi e 4 bandi di selezione si è conclusa la procedura di ricerca delle strutture alberghiere individuate per fornire alloggio alle forze dell'ordine durante l'evento olimpico di Milano Cortina 2026, attuata dall'ente provincia per conto della prefettura. 600 a partire dai 720 iniziali posti letto richiesti per garantire un'efficace gestione della sicurezza durante le Olimpiadi. Gli agenti saranno collocati in 13 strutture, di cui una soltanto si trova a Cortina d'Ampezzo, una a Calalzo, una a Pieve di Cadore, 4 in Comelico e 6 ad Auronzo. Un nuovo bando per 120 ulteriori unità sarà presto pubblicato nel Bellunese per ospitare 120 agenti che presteranno servizio alla sala operativa interforze del capoluogo. Voltiamo decisamente pagina. Visitabile da oggi fino al 15 ottobre la mostra dedicata alla vita del beato Papa Giovanni Paolo I nel chiostro del seminario gregoriano di Belluno. Un papa inatteso, un uomo semplice, umile dalla grande umanità e amore per il prossimo, capace di sguardi profetici sull'uomo di oggi. Chi era Albino Luciani? Quale il legame con la sua terra e quali le tappe che hanno condotto il Papa del Sorriso al pontificato? Nella cornice dell'ambulacro del cinquecentesco chiostro del seminario gregoriano di Belluno, il primo passo di una mostra itinerante dedicata alla riscoperta del volto autentico di Giovanni Paolo I, tra quelle stesse mura da lui abitate per oltre 20 anni. Sono felice che qui venga posta questa mostra, che credo veramente farà conoscere meglio la figura di Luciani come uomo, passando attraverso i vari stand. Le persone potranno vedere davvero che tipo di persona era Luciani. Nella mostra organizzata dall'Associazione Rivela PS di Venezia in collaborazione con la Fondazione Papa Luciani e il Museo Albino Luciani, un percorso fatto di immagini, video, documenti e oggetti personali appartenuti al beato permetterà al visitatore di muovere i passi in un intimo pellegrinaggio tra i luoghi e gli eventi che hanno segnato la vita non solo del sacerdote, ma soprattutto dell'uomo quale è stato Albino Luciani. È una persona attenta a tutto, con interessi vastissimi, non solo religiosi e teologici, quello che lui poi ha mostrato nella sua vita, no? Anche le sue attenzioni alla questione sociali, eccetera. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato fino al 15 ottobre, prima di cominciare il suo cammino itinerante tra le diocesi di tutto il Veneto. Oggi viviamo in un mondo molto irrequieto. Credo che passando in rassegna questa mostra le persone potranno uscire con un po' di speranza in più nel cuore. Siamo nelle mani di Dio. Questa non è una frase vuota che lascia il tempo che trova, ma è davvero la fonte da cui possiamo partire per superare serenamente qualsiasi difficoltà. Saliamo ora al rifugio Fuciade sopra il passo San Pellegrino. Le praterie del Fuciade oggi si sono trasformate in una grande sala concerti all'aperto per il gran finale dell'edizione del trentennale di Suoni delle Dolomiti. Vi proponiamo anche il bilancio del direttore artistico, il violoncellista castellano Mario Brunello. La pastorale di Beethoven con il maestro Spinosi a dirigere le Stauffer European Orchestra ha emozionato i tanti che sono saliti al rifugio Fuciade sopra Passo San Pellegrino per l'ultimo appuntamento dei Suoni delle Dolomiti nell'edizione che ha celebrato il trentennale del festival. Il trentennale è un compleanno importante e quindi abbiamo pensato a un inizio e a una fine del festival che potessero dare un segnale. L'inizio è stato raccontare quale musica, che musica andiamo a ascoltare in questi posti meravigliosi, e la fine, come è stato oggi, il futuro della musica, i giovani che vengono da tutta Europa e che insieme in un'orchestra che è il paradigma di una società ideale, insieme cercano di arrivare a una cosa sola, alla bellezza e all'armonia.
Un'esperienza immersiva di silenzio e di musica, di fatica ed armonia nel nome della natura e del valore dell'arte. L'unicità di questo festival è proprio riuscire a portare in un ambiente naturale una serie di espressioni musicali, artistiche che vengono dalle più disparate discipline, dai paesi più lontani al mondo, eppure tutti hanno trovato casa, hanno trovato il luogo ideale, hanno unito natura, arte, artisti, pubblico, e questo credo sia il segno più profondo che lascia questo festival. Ci lasciamo allora con questi suoni delle Dolomiti. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso. È tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon sabato sera.